Il volley femminile a Trebaseleghe è in evoluzione e il fondamento di questo progetto di sviluppo sta nella crescita quantitativa e tecnica delle atlete più giovani, a partire dalla squadra dell'Under 13, che siamo andati a conoscere. Sono insieme con le mie compagne da 2 anni e siamo amiche anche fuori dalla palestra. I nostri obiettivi sono vincere il campionato delle provinciali. Mi trovo bene con loro, è da 3 anni che faccio parte di questa squadra e mi ha spinto a giocare a pallavolo perché, anche come ha detto Sara, il gioco di squadra, stare con le amiche. Le ragazze fanno buon gruppo, ci sono quelle che hanno cominciato già dal mini volley e altre si sono integrate dopo, però senza particolari difficoltà. Voglio divertirmi, ma voglio anche vincere insieme alle mie compagne. Siamo molto legate e abbiamo un grande spirito di squadra e anche con l'allenatore ci troviamo bene. Le ragazzine hanno più voglia di divertirsi, di stare tra di loro, di magari fare una chiacchiera in più rispetto ai maschi, quindi è molto importante lavorare sull'aspetto disciplinare, quindi quest'anno sto lavorando molto sull'impegno che devono metterci, sui sacrifici che devono fare e sull'aspetto disciplinare. L'obiettivo è avere le ragazze che fanno sport, che stiano insieme a fare gruppo e anche vincere qualche campionato in modo da cercare di tenerli insieme. Oltre all'imprescindibile piacere di giocare, stare in palestra con le amiche, è importante fin da piccole essere seguite da un allenatore capace, che sappia insegnare la pallavolo divertendo, individuare e correggere per tempo le carenze tecniche individuali, migliorando così i fondamentali di squadra. La pallavolo femminile italiana si distingue molto per la difesa, cioè il settore femminile, una squadra femminile forte si difende molto, quindi noi in questo momento stiamo lavorando molto sulla difesa, che è fondamentale base appunto nella pallavolo femminile. In attesa di veder crescere le più giovani, conosciamo meglio la prima squadra del volley Trebaseleghe, neopromossa in seconda divisione. Come ci ha spiegato l'allenatore, dopo un inizio in salita, le ragazze hanno trovato un buon ritmo, centrando una serie di vittorie. L'anno scorso siamo saliti in seconda divisione, il campionato che stiamo facendo quest'anno, con la peculiarità che le ragazze sono tutte quante del paese, ed è una cosa molto importante, sono quasi tutte cresciute nel vivaio di questa società e credo che questo sia davvero un punto di forza. L'unica pecca è un po' la disparità di età che hanno tra di loro, infatti abbiamo 4-5 ragazze molto giovani, da alcune un po' più grandi, che però sanno rispettarsi tra di loro e hanno saputo creare quel gruppo che era necessario l'anno scorso per fare una promozione che quest'anno stiamo difendendo a spada tratta. Stiamo cercando di mantenere un buon livello e la nostra posizione in classifica non rispecchia veramente ciò che siamo, perché non siamo partiti benissimo all'inizio del campionato e ci stiamo un po' riprendendo, ma le cose stanno andando meglio. Speriamo di riuscire ad arrivare ai playoff e questo ruolo mi piace molto, infatti comunque lo svolgo con molta passione, come comunque ognuna di noi cerca di fare. Arrivo dall'Under 16 della stessa società e sono entrata in questa squadra e mi sono trovata molto bene. Le compagne mi hanno molto aiutato ad entrare qua dentro. Sto migliorando sotto tutti i punti di vista, essendo la più piccola e non avendo molta sicurezza nel gioco. E quest'anno abbiamo cercato tutti quanti insieme di migliorare soprattutto la ricezione, e poi dal punto di vista fisico abbiamo cercato di migliorare, di creare un po' di esplosività, cosa che mancava un po' a queste ragazze, e soprattutto abbiamo cercato di creare un gioco di squadra che ci permettesse di mantenere questa categoria, che è molto difficile nonostante sia soltanto una seconda divisione. Anche le più grandi stanno lavorando per migliorarsi, per puntare a conseguire in futuro traguardi ambiziosi, restando però sempre fedeli alla linea guida della società. Le atlete del volley Trebaseleghe devono nascere e crescere a Trebaseleghe. Siamo a metà classifica, c'è la possibilità di fare i playoff. Arriviamo quarti o quinti, non ce la facciamo,
è soddisfazione lo stesso, perché l'obiettivo l'abbiamo centrato. Sicuramente per il prossimo anno, se riusciamo a potenziare la squadra, avremo delle soddisfazioni. Non ci resta allora che fare a tutte le ragazze del volley Trebaseleghe i migliori in bocca al lupo per un futuro ricco di vittorie e di gioia.